coscienza. Le sue generalità complete per il verbale. Dove è nato, quando è nato, dove risiede? Sono nato a Catania il 22/61. Albero infine Federico Cicaglione, 70. Catania. Avvocato Pogliese, può Signor procedere. Parisi, che attività svolge lei? Sul piano lavorativo, si intende? Fotografo. Che titolo di studio ha? Licenza media. Ha lavorato sempre come fotografo? Sì. Come si è svolta la sua attività lavorativa, cioè nel corso degli anni? Alle dipendenze altrui, titolare di un laboratorio proprio, di uno studio proprio, titolare o in subordine a una grossa azienda, cioè il suo excursus lavorativo? Sì. Io dal 1978, 79 non ricordo preciso, ho lavorato in un laboratorio fotografico. Quale laboratorio? Pancolo, E attualmente dove lavora? alla Pancolo. Per cui la Pancolor è la sua prima attività, la sua prima azienda alle cui dipendenze lavora, diciamo. Cioè la seconda. Prima ho lavorato in un altro laboratorio, però come appendista. Mentre da Operaio alla Pancolo. qualificato, immediatamente alla Pancolor. Sì. Come è stato assunto e come ha conosciuto coloro che poi l'hanno fatto lavorare alla Pancolor? Come mi hanno assunto... Cioè, come che lei, a un certo punto della sua vita, dalle dipendenze del laboratorio di Ichis o di Caio, entra alle dipendenze della Pancolor? Allora, diciamo che nel 1979-80 sono andato al laboratorio della Pancolo tramite colleghi nella fotografia, nell'ambito della fotografia. Poi nell'88 ho smesso di lavorare alla Pancolo e ho lavorato in un negozio fotografico. Poi le cose mi sono andate male e sono ritornato alla Pancolo, con l'aiuto del signor De Manuele che mi ha... Il De Manuele lei quando l'ha conosciuto? Io lo conoscevo anche quando ero al laboratorio, nel vecchio laboratorio. Poi l'ho conosciuto alla Pancolo qua dal 92, più approfondito. Mi scusi, nel vecchio laboratorio, quando lei era apprendista alle dipendenze altrui, conosceva già il De Manuele? Sattuariamente ce lo conoscevo. Sì. E allora... Io interno non è che svolgevo un'attività proprio di rilievo. Sì, alla Pancolor, lei quando entra alla Pancolor, quindi 79-80 sta dicendo? Sì, di preciso non mi Il De Manuele già era alla Pancolor? Diciamo che era il marito di una socia del laboratorio, però non operava, era il marito dei soci del laboratorio. Dei titolari, di questa azienda. E poi ha mai operato all'interno della Pancolor il De Manuele? Che periodo stiamo parlando? E lei lo deve dire, cioè lei ha detto... No, lei ha detto il De Manuele era il marito di una dei titolari della dei soci della... Sì, poi dico successivamente a questo lungo periodo, perché si parla dall'80 all'88 quando lei desiste di lavorare perché apre un negozio per conto suo, poi le cose vanno male e ritorna alla Pancolor. Sì. Quando fa ritorno lei alla Pancolor? Fine 91. Ecco, nel 91 c'era ancora il De Manuele? C'era il signor De Manuele, fine 91 il signor De Manuele era là come collaboratore. Ed era più assiduo di come... Più assiduo, era tutta la giornata lì. Spiegava perché era più assiduo riguardo il periodo in cui l'aveva lasciato prima lei? Ma siccome il laboratorio ha avuto delle difficoltà, il signor De Manuele ci collaborava, ci aiutava a portare avanti l'azienda. Che attività svolgeva all'interno dell'azienda nel 91 il De Manuele? Io posso parlare dal fine 91. Sì. Che attività svolgeva? Un collaboratore, dirigeva l'azienda. E stava tante ore del giorno presso l'azienda? Certo. Tutta la giornata. A volte andavamo anche dai clienti a visitare, se c'erano tutta la giornata? Sì, tutta la giornata. Come si svolge la giornata lavorativa all'interno dell'azienda Pancolor? Come si svolge? Sì, come orario, come tempi di lavoro? Gli orari sono dalle 8 all'1, dalle 2 alle 6. Poi finito l'orario di lavoro
sia il signor De Manuele che altri collaboratori, compreso io, ci organizzavamo facendo delle riunioni per organizzare meglio il lavoro. E il De Manuele era sempre presente? Sempre presente. C'è stato un periodo in cui poi il De Manuele non fu più presente o è stato sempre presente? Un periodo che mi ricordo io nel 93, non so, forse non l'ho visto più. Non l'ha visto più. Le chiedo una cosa, come si svolge il lavoro alla Pancoloro? Cioè non solo come tempi di lavoro, di che cosa si occupa, che ciclo di produzione fa la Pancoloro? Noi facciamo la raccolta delle pellicole fotografiche e sviluppiamo i rull, le foto e le riconsegniamo ai clienti. Noi lavoriamo con datezzi. Ho capito. E lei esattamente che attività svolge? Tecnico. C'è sviluppo e stampa? No, io sono un tecnico, organizzo un po' alcune parti del laboratorio. Sempre però nel settore Nel fotografico? settore fotografico, sempre. Un tecnico del settore Nel settore fotografico. fotografico. Altri esponenti, altri titolari della Pancoloro, oltre la moglie del signor De Manuele, chi sono, per sua conoscenza? La mia conoscenza è il signor Pellegrino. E una società di capitali? SRL. Una SRL. Quanti siete dipendenti in tutto? Siamo una decina. Divisi in quale settore? Tecnici, amministrativi, operai, autisti? Come si svolge l'organigramma? Diciamo, Come è gli articolato? interni siamo una decina, poi ci sono gli esterni che sono di più. Lei è il solo tecnico fotografico o vi sono altri tecnici fotografici? No, ci sono poi tecnici, non proprio di fotografia, però sempre correttori, a capi dei parti, siamo un po' divisi in tanti reparti. Signor Presidente, ho finito. Pubblico Ministero. Signor Parisi, lei ha detto che non ha più visto, mi pare di aver capito, dalla fine del 93, mi corregga se ho inteso male, non ha più visto all'interno dell'azienda il signor De Manuele. È così? Sì, sì. Lei ha saputo per quale motivo non si è più fatto vedere, non lo ha più visto il signor? Attraverso il giornale, in base alle notizie che ci sono in giro. Cioè dai giornali ho letto che c'erano problemi con la giustizia. Prima ancora di leggerlo sul giornale aveva saputo all'interno dell'azienda, oppure parlandone con qualche altro o con lo stesso De Manuele, che avesse problemi con la giustizia? Completamente. Lei sa se c'è un rapporto di parentela tra il signor De Manuele e Benedetto Santapaola? Sembra tramite il giornale, so che sono cugini. Però Tramite i giornali, Sì. quando l'ha saputo? Io ho una data ben precisa. Il giornale Le sto dicendo, sono- cioè rispetto al momento in cui lei Dopo che ha è saputo... successo- dopo che ho saputo che ha avuto problemi con la giustizia, e poi in base il giornale fa Cioè, prima- una storia di tutte le persone. Ecco, quindi prima non lo sapeva lei, No, completamente. va bene. Avvocato Pogliese, altre domande? Possiamo licenziare il testo e può andare il signor Parisi. Signor Pellegrino. Lei chi c'è? Marchese e Nicoloso. Marchese e Nicoloso.
Si sieda, signor Pellegrino. Si sieda, si metta comodo. Lei, signor Pellegrino Vincenzo, legga la formula del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che nessuno con la mia deposizione mi impegna a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Le sue generalità complete per il verbale, signor Pellegrino. Come? Le sue generalità complete. Pellegrino Vincenzo, nato a Guarnera il 13/7 del 43, residente a Stazio Cereale, via Torisi 1. Sì, ascolti la domanda dell'avvocato Pogliese. Lei che attività svolge? Il laboratorio fotografico. Forte. Che titolo di studi ha? La quinta elementare. E che attività lavorativa ha svolto, oltre che titolare del laboratorio fotografico? Ho lavorato in laboratorio. Cioè ha fatto sempre il fotografo in una parola. Da quanto tempo quindi lei lavora come fotografo? 42 anni. In pratica sin dall'infanzia, dall'apprendistato ha svolto una sola attività. Attualmente lei che attività svolge allora oggi? Lavoro in un laboratorio fotografico. Come si chiama questo laboratorio? Pancolo. Da quanto tempo lei lavora presso la Pancolor? Dal 75. Quando fu creata la Pancolor? Nel 75. E Sono stato uno dei fondatori. Benissimo, è una società di persone, una ditta individuale? Attualmente è una società di responsabilità limitata. Nel 75, quando fu fondata, chi la fondò? Dunque, glielo aggiusto. Oltre a me c'erano altre persone, era una società a nome collettivo, dove c'ero io Posti con tutto il treppiedi verso l'esterno. dove figuravo io e un'altra persona. E poi ha avuto varie trasformazioni sociali? Sì, dopo, ora non mi ricordo di preciso, però è stata poi trasformata a società a responsabilità limitata. In anni recenti o da molto tempo trasformata in responsabilità? No, da molto tempo. Sì, attualmente gli esponenti, i titolari, coloro che hanno interesse nella Pancolor, chi sono? Diciamo che sono anche uno dei soci Sì. della Pancolor. E c'è la signora Di Mauro e c'è anche suo marito che è il signor De Manuele, Quanto tempo fa lei ha conosciuto De Manuele? da molti anni. Quando? Può stimare quando? Ma io lo conosco da piccolo, perché stavamo vicino di casa. E nella Pancolor da quanto tempo lavorate assieme, diciamo? Ma da 20 anni, Cioè dalla fondazione? dalla fondazione. Ecco, il De Manuele all'interno della Pancolor, Sì. se lei può specificare i vari periodi, è chiaro, che attività ha svolto materialmente? Ma in un primo momento si interessava, diciamo, dall'esterno, perché era impiegato al comune. Poi da quando, diciamo, ha smesso di andare in pensione si è interessato attivamente anche. Ecco, a suo ricordo, Sì. quando è andato in pensione? Ma ora non è che mi ricordo preciso. Ora siamo 5 anni, E all'incirca 4 anni. all'incirca 4 anni, 5, vabbè certo. Peraltro non è che è una domanda che ella può non averla ricevuta mai questa domanda, quindi non sia documentata, è chiaro. E una volta che era più libero, diciamo, che non svolgeva più l'attività di dipendente comunale, all'interno della Pancolor cosa faceva il De Manuele? Cosa ha fatto il De Manuele? Ma si interessava sia dal lato anche amministrativo, dal lato lavorativo, si interessava un po' di tutto. Come si svolge l'attività di lavoro nella vostra azienda? Dico sul piano del tempo, cioè c'è un orario di entrata, di uscita, una sospensione, La come? nostra è una produzione, giustamente. Sì, e allora? L'entrata è le 8, le 7 di mattina, E la fino fine alla della sera. Diciamo che non c'è un orario di uscita, perché poi è a periodi. In estate abbiamo più lavoro, in inverno c'è meno lavoro, che purtroppo è così. L'estate e l'inverno in senso commerciale, non in senso meteorologico, è chiaro. In quale periodo si possono segnare? In quale periodo coincidono? Cosa si intende per alta stagione per voi? Da che mese a che mese? Come alta stagione andiamo da aprile fino
ottobre inoltrato, anche novembre. Quindi l'estate alla fine della primavera e l'inizio dell'autunno. E in quel periodo l'azienda ha una sospensione durante l'ora dei pasti, conosce una sospensione dell'attività lavorativa? Certo, anche quando c'è il lavoro c'è la sospensione. Dico, anche nel periodo di maggiore lavoro, sì. E i dirigenti restate all'interno dei locali aziendali o vi allontanate? Sì. Il De Manuele, ecco, nel periodo in cui è libero, dico, dal servizio, dal suo servizio di dipendente comunale e lavora esclusivamente presso la Pancoloro, che attività svolge? Egli è dall'inizio sino alla sera? Il più delle volte sì. E si occupava meglio, ella l'ha detto in senso sintetico, di contabilità o di produzione in senso tecnico, o di rapporti con i fornitori o con altri? Ma diciamo che si interessava un po' di tutto dentro l'azienda. Mentre prima di essere libero dal servizio comunale, diciamo, che attività svolgeva lì, nella Pancoloro? Come si presentava nei riguardi alla Pancoloro? Si interessava relativamente. Diciamo, quando c'era un problema si rivolgeva, problemi di lavoro, di produzione, così. Quanti sono i dipendenti? Attualmente 17, 16, 15. Tutti interni o con collaboratori esterni? No, interne. E come sono divisi? Cioè sono amministrativi? Ce n'è amministrativi e lavorativi. E di produzione, diciamo. E la consegna del materiale già finito? Ci sono altre persone che svolgono questo. Sì, e lo consegnano a domicilio, oppure i clienti, coloro che inviano i rulli, io parlo magari, scusi, per lo sviluppo li ritirano una volta finito il prodotto? Ce n'è che vengono al banco, ce n'è che invece si deve andare a consegnare a domicilio. Ho capito. Lei è l'amministratore unico, il presidente della società, che ruolo ha? L'amministratore attualmente, sì. Vi sono altri amministratori all'interno della Pancoloro? Attualmente no. Lei è l'amministratore? Lei solo. E la gestione amministrativa, cioè contabile e amministrativa, chi la E ci sono i regionieri adesso. Chi sono? E c'è il regioniere Parollo e il regioniere Pellicono. Ho capito. Quelle che appunto ho citato come testi. Quelli che si interessano dell'amministrazione. Esatto. E l'attività tecnica, cioè di sviluppo, di stampa, di ritocco, che la svolge? Diciamo, sul lato produttivo mi interesso io, sono responsabile io. Ha altri che la collaborano? Gli operai. Diversi operai, il numero, non le persone mi interessa. Sì, certo. L'ho detto, all'interno saremo un 17 persone, perciò quelli che mi collaborano saranno una decina. Esatto. All'incirca. Quindi in più sono operai tecnici, sì, e in meno sono gli amministrativi, che sono i due ragionieri, il Pernicone e il Carollo. Esatto. Ho finito, signor Presidente. Pubblico Ministero. Signor Pellegrino, lei ha detto che conosce sin dall'infanzia il signor De Manuele. Sì. Abitavate nello stesso posto? Io abitavo in un appartamento della proprietà del nonno con mio padre, ero piccolino. Dove? In che zona? In via di Giacomo, In che quartiere si trova? quartiere San Cristoforo. Lei conosce anche il signor Santa Paola Benedetto? Ma lo conosco così, di vicinanza, perché abitavamo là vicino, diciamo. Lei sa se c'è un rapporto di parentela tra il signor De Manuele e il signor Santa Paola? Che io sappia sono cugini. La sede della società dove si trova? Attualmente? Attualmente e anche prima, visto che... No, perché prima era in via Gigi Macchi. Dove era via Gigi Macchi? E in via Zalanza. Vicino al carcere? Sì, vicino al carcere. Poi nell'88 ci siamo trasferiti a Motta Sant'Anastasia. E di quanti locali era costituita l'azienda? Quando? Cioè c'era un piano terra, primo piano, secondo piano? Oggi, quello di ora? L'88. Diciamo che è uno stabile, che c'è la parte sotto e parte di sopra. E parte di sopra.
Lei fino a quando ha visto frequentare la ditta dal signor De Manuele? Non mi ricordo preciso. Cioè, Era siccome un- lei ha È da detto... un paio d'anni che non lo vedo, non lo so. Non glielo so dire di preciso, almeno da un paio d'anni, forse qualche anno in più che non lo vedo. Cioè, non ricorda l'ultimo periodo in cui l'ha visto? Non mi ricordo, Forse qualche anno in più, questo ha detto. Specificare, se può specificare. non mi ricordo di preciso, è chiaro. Saranno stati un paio d'anni, qualche anno in più, ora non mi ricordo. E sa il motivo per il quale poi non c'è stato più, non l'ha visto più? Ma diciamo che l'ho letto dai giornali, l'ho saputo che... Cosa ha saputo dai giornali? Come? Cosa ha saputo dai giornali? Diciamo, ho letto che è stato quello che c'è stato, non lo so. Le chiedo cosa ha letto sul giornale? Che è stato preso? Che è stato? Non lo so. Ma questo, so Che era dire. stato Che era stato preso, almeno così. preso, cosa significa? Come preso, cosa significa? Arrestato? Arrestato, non lo so. Sì, certo. E prima di apprendere che era stato arrestato lo aveva visto all'interno dell'azienda? Sì, ma certo che l'ho visto, però precedentemente da poco lei dice... Rispetto al momento in cui ha visto sul giornale che è stato arrestato, l'aveva visto all'interno dell'azienda? Prima? No, era da un po' di tempo che io non lo vedo il signor De Manuele. E non sa specificare da quanto tempo? Di preciso non glielo so dire. Un'altra domanda. Signor Pellegrino, cosa vuol dire Pan Color? Pancolor, diciamo che è pellegrino, acquaviva e nicosia. Come? Pellegrino, acquaviva e nicosia. Quando è stata fondata, diciamo, la Pancolor? Allora è Pan, P-A-N. Con la N, sì. Capito? Nient'altro, può andare. Presidente, posso un attimo? Sì. Io pensavo che fosse di origine greca, per questo. Sì. Ha spiegato che sono per iniziare. Questo signor Acquaviva, Sì, lei lo conosce? certo che lo conosco. Solo che non fa parte più della società. Come si chiama di nome? Sebastiano. Lei sa se questo signor Acquaviva ha avuto qualche parente ucciso? Non lo so. Non lo sa. Parenti in che cosa? Qualche parente di questo signor Acquaviva le risulta che sia stato ucciso da qualche parte? Non lo so. Lei che mi interessa tanto. Quando leggo qualcosa sul era giornale, solo, qualcosa mi scusi, non ho capito. Il nome Pan lei ha detto che sta per... Esatto. Sta per... Pellegrino, acquaviva e nicosia. e Nicosia. Sì. Ecco, di questo signor Acquaviva. lei sa se ha altre attività in società con il signor De Manuele? Altre società? Non mi risulta. Il signor Acquaviva Poi non lo so. lei conosce il signor Acquaviva Concetto? No, non lo conosco. Lei da quanto tempo lo conosce il signor Acquaviva? Ma diciamo che l'ho conosciuto negli anni 70, perché lavorava nel campo fotografico, faceva il raccoglitore, viaggiatore come si può chiamare. E quanti anni ha questo signor Acquaviva Sebastiano? Come età? Ma all'incirca la mia età, Cioè? 52 anni, 53 anni. Va bene, un'altra domanda. Lei se deve finire l'esame può andare, signor Pellegrino. Introduciamo il prossimo test, il signor Marchese Alfio. Sì, Presidente. Signor Presidente, chiedo scusa, allora resta inteso, io lo dichiaro anche per il verbale, che i 4 non presenti della mia lista saranno da me ricitati per martedì prossimo. Va bene, avvocato. Chi?
questo qua, prende una casa ed è quello che mi serve per registrare un po'. Chi è che presiede chi la presiede il suo collegio? Quello che vuole, è la stessa cosa. Così. Non è che muore. Cioè, intanto all'inizio è finito. Inizio e finito. E si scherza, è perché lei non riesce ad avere una mentalità aperta che le consente di aspettare questo tipo. Ci vuole anche intonerire adesso, la smette. Questa mossa non me l'aspettavo, ci vuole intonerire. Lei è il signor Marchese Alfio? Sì. Dico bene, sì. È in grado di leggere? No. Sì, ha problemi. Lei si deve impegnare a dire la verità, perché è stato citato qui come testimone. E la forma del giuramento è la seguente: consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Dica lo giuro. Lo giuro. Ora ascolti le domande dell'avvocato Pogliese che l'ha fatto citare. Mi scusi, dell'avvocato mi perdoni, dell'avvocato Napoli che l'ha fatto citare. Senta, signor Marchese, sono l'avvocato Napoli. Lei ha precedenti penali? No. Procedimenti penali in corso? Niente. Niente. Lei conosce Vincenzo Santapaola? Sì. Ci può dire come e dove l'ha conosciuto? Diciamo che è un carissimo amico mio, compagno di infanzia, perché io abitavo ai tempi da piccolino, diciamo, quasi nella stessa zona, in cui ci siamo frequentati pian pianino, conoscendoci, stare sempre vicino. Io, essendo con una forte malattia, un problema campovisivo, lui è stato sempre un ragazzo e mi è stato sempre vicino. Tutto qua, questa... La sua malattia agli occhi risale all'infanzia sua? Da quando sono nato. Io, diciamo, non perché mi muovo un pochettino, ma sono con un 20° di vista dal lato destro e dal sinistro sono totalmente cieco. Lei ha l'accompagnatore? Sì. Diciamo che come legge non c'ho un nominativo, però mi stava sempre vicino Vincenzo Santapaola. Senta, lei per sempre vicino cosa intende? Giornalmente, una volta alla settimana? No, diciamo mi stava sempre vicino giornalmente lui, perché lui era il caro amico che uscivamo, la qualsiasi cosa stavamo sempre insieme. Ora mi sento solo, per cui ho qualcuno, diciamo, della famiglia che mi fa uscire, qualche amico così che mi viene a trovare, usciamo, tutto qua. Lei abita vicino dove abita Vincenzo Santapaola? Da piccolino? No, ora no. Quindi era lui che la veniva a trovare a casa? Sì, veniva lui. E usciva con lui in macchina, a piedi? No, diciamo sempre in macchina, o possibilmente a piedi a fare una passeggiata. Sì. Mi dico una cosa, capitava di mattina, di sera, di pomeriggio, queste vostre frequentazioni erano? Sì, sempre, siamo stati sempre vicino, c'è molto affiatate, ecco. E ha fatto per caso anche qualche gita fuori Catania con Vincenzo Santapaola, lei? Diciamo quando capitava possibilmente sì, diciamo divertirci in qualche posto insieme con comitive, diciamo così. Lei era in confidenza con Vincenzo Santapaola? Sì, dico proprio, siamo proprio...
affiatati. In effetti io anche pure gli scrivo delle lettere come sta, perché proprio si suol dire un amico fraterno, ecco. Dico, lei riceveva delle confidenze anche da Vincenzo Santapaola? Cioè, in che senso? Confidenze sulla sua vita privata anche? Sì, cioè, parlavamo di tutto, cioè, tra tutti e due non c'erano segreti. Voi frequentavate, lei almeno quando era con Vincenzo, dei pregiudicati? No, mai. Cioè, sempre persone come me e come lui, perché io non lo ritengo una persona cattiva, anzi. Lei sa se Vincenzo frequentava dei pregiudicati? Completamente, lo posso assicurare, da quando era sempre con me non abbiamo avuto mai persone vicino al pregiudicato. Lei ha mai parlato della vicenda di suo padre? No, così nel senso che mi diceva sempre che non aveva il papà, diciamo, che poteva stargli vicino, tutto qua, nient'altro. Ma le raccontava le vicende giudiziarie del padre? Le raccontò mai delle vicende? No, di questi discorsi non ne abbiamo fatto mai, nel senso così non si parlava mai. Ma lei ha mai chiesto il papà in che condizione si trovasse con la giustizia? No, niente di questi discorsi non ho mai posto, non ho mai chiesto. Le ha mai dato dei soldi il Vincenzo Santapaola per aiutarla? Scusi, non ho capito. Le ha mai offerto dei soldi per aiutarla se ne ha avuto bisogno lei? No, completamente, anzi, diciamo, io essendo pensionato qualche volta lo aiutavo perché si trovava in difficoltà, così che non poteva avere soldi per la benzina della macchina e cose varie. Contribuiva lei quindi Sì. qualche volta? Sì. Lei ha famiglia? No. No. Vive con i genitori? Sì, con i genitori. Il Vincenzo Santapaola quando lo accompagnava lo faceva gratuitamente o per interesse? No, gratuitamente, proprio come un fratello vero e proprio, ecco. Anzi, se a volte lo chiamavo pure di notte, si alzava pure di notte. Lei ha saputo della sua vicenda giudiziaria? Di Vincenzo? Sì. Come l'ho saputo? Quando l'hanno arrestato? Sì. L'ho saputo perché i signori della Crimine Apollo nella notte mi hanno fatto pure a me il blitz. Ah, e perché le hanno fatto il blitz? Non lo so, perché non lo so, cioè non mi sono mai chiesto e non ho esposto nemmeno mai denuncia. Cioè... L'hanno interrogata? Sì. Cosa le hanno chiesto? Niente, se io conoscevo Vincenzo, che rapporto avevo con Vincenzo, se conoscevo tutta la sua famiglia. Lei sa quando è stato arrestato Vincenzo? Sì, diciamo. La prima volta? Ecco, sì, La prima volta è stato nel 92, nel dicembre del 92, il giorno 18. E poi? Che poi mi hanno fatto quel giorno stesso a me pure il blitz. È stata in questa occasione quindi che sono venuti da lei? Sì. In occasione del primo arresto? Sì, del primo arresto. E poi? Poi dopo, la seconda volta, quando l'hanno arrestato. Dopo che è stato scarcerato la prima volta, lei l'ha rincontrato Vincenzo o non più? Sì, eravamo insieme. Vi siete continuati a frequentare? Sì, solo fino al punto in cui che poi lui, diciamo, ci sono stati problemi che ne era, diciamo, così, e per cui non ci siamo, diciamo, potuti vedere perché lui aveva questa vicenda giudiziaria, io stavo male che ero sotto osservazione a Roma. Poi dopodiché, quando l'hanno arrestato totalmente, allora ci siamo persi, diciamo. Senta, ma lei dopo il primo arresto non ha temuto di passare guai frequentando ancora Vincenzo Santapaola? No, perché sapevo che ero una persona normale come me, cioè non vedevo il perché tutte queste umiliazioni. Lei ha detto che adesso, se ho capito bene, gli scrive delle lettere? Sì,
Diciamo, hanno aiutato sempre qualcuno della famiglia che la scrive, perché io non mi posso sforzare, cioè perché non posso nemmeno leggere. E Vincenzo Santapaola ha risposto alle sue lettere? Sì, qualche volta come sto, quello che faccio, se mi sento solo. Sì. Presidente, io non ho altre domande, grazie. Pubblico domanda. Scusi Presidente, mi perdoni, ho dimenticato un'ultima cosa. Conosce Francesco Santapaola? Il fratello? Sì. Sì. E come lo conosce? Tramite Enzo, che qualche volta sono stato pure a casa sua a pranzo. Ha avuto rapporti di frequentazione lei con Francesco? Sì, livello, diciamo, quando andavo a volte a trovarlo a casa sua, diciamo, pranzavamo anche pure insieme. Ma non con gli stessi, dico, con la stessa frequenza che aveva con Francesco? No, perché lui più piccolino, diciamo, non uscivamo insieme, ecco. Non usciva. Grazie Presidente. Prego. Pubblico ministero. Forse lei l'ha già detto, fino a quando ha frequentato Vincenzo Santapaola? Fino a quando ha frequentato Vincenzo Santapaola, signor Marchese? Fino a quando hanno avuto, diciamo, questa vicenda giudiziaria, Cioè ricorda l'anno? Diciamo, ecco. Cioè ricorda l'anno? No, cioè, ripeto, fino all'92 quando è scattato il blitz. Dopodiché poi ci siamo visti quando poi lui è uscito, poi io, siccome sono stato, perché ho problemi grossi, per cui viaggio sempre, sono sotto osservazione, in effetti a dicembre mi sono anche pure operato, per cui poi non ci siamo più incontrati. Poi c'è stato pure il fatto che ho saputo la notizia che poi a sua volta l'hanno arrestato, e così poi non ci siamo più, diciamo, potuti vedere. Sento una cosa, signor Marchese, questo suo problema visivo, che margine, che possibilità le dà, ecco, di vedere o di operare in ogni caso? Niente, il mio discorso è, siccome c'ho un'emorragia interna, più un plegoma, come si suol dire, Sì. in cui io, ho un vedesimo di vista, cioè proprio vedo proprio da vicino a vicino, in cui addirittura ora a dicembre mi hanno tolto il cristallino perché si stava rompendo e all'interno poteva addirittura maciullare la retina, e allora non mi possono mettere nemmeno un altro cristallino perché superficiale, perché ho l'occhio tremolante, in cui sono senza cristallino, per cui trovo difficoltà a leggere perché vedo tutto sfocato. Senta, quindi lei per uscire ha sempre avuto bisogno di qualcuno? In ogni caso? Sempre. Diciamo che nel paese, ben male così, me la cavo ben benino, però andare verso Catania, spostarmi effettivamente... Il paese qual è, chiedo scusa? Aci San Filippo. Aci San Filippo. Lei abita ad Aci San Filippo da quanto? Esattamente dal 79. Dal 79. Mentre prima abitava? A Figherazzi, cioè a Figherazzi. vicino dove abitava Enzo. Il Vincenzo Santapaola. Senta, lei nelle abitazioni sia a Figherazzi o anche ad Aci San Filippo dispone di utenze telefoniche? Non so, scusi. Cioè c'ha il telefono? Sì, il cellulare. Io direttamente porto un cellulare addosso, cosa che... Ascolti, le chiedevo questo. Presso l'abitazione di Aci San Filippo ce l'ha il telefono? Sì. Il telefono. E qual è il numero di questo telefono? È 87 0200. 00. E questo telefono quando è stato installato lì a Figherazzi? Ad Aci San Filippo? Ad Aci San Filippo, chiedo scusa. Cioè, quando a sua volta ci sono andato ad abitare, che posso dire, dopo 2 anni, 3 anni all'incirca, Sì. No? Anzi, Lei magari un po' di più. Chi è che vive con lei, signor Marchese? I miei genitori. I suoi genitori. E lei stava dicendo che ha un telefono cellulare? Sì. Ce l'ha tuttora? Sì. Pure se tutto sommato ho dovuto cambiare il numero e contratto, perché i signori della Criminal Pollo, non so chi è stato, la DIA, mi ha trattato malissimo, in cui mi hanno spubblicato su tutti i giornali d'Italia,
a sua volta hanno fatto pure il libro e hanno messo il mio nome e cognome e il mio numero telefonico, in cui dicevano delle cose che tutto sommato non sono vere. Sì. Senta una cosa, signor Marchese, questa utenza cellulare, questo telefonino cellulare, Sì. quando l'ha acquistato? Nel 90, nel 90, perché a me diciamo, è stato il primo telefono cellulare che io mi poteva venire meglio, diciamo, perché a questa volta non c'erano telefonini, è stato proprio in quel periodo quando a Catania sono stati, diciamo, potuti farli questi contratti, perché ne avevo di bisogno, perlomeno c'avevo di bisogno, perché non riesco in una cabina telefonica a poter formulare il numero, non mi riesce bene, per cui col telefonino automaticamente, memorizzando dei numeri, mi è facile comunicare se ne ho di bisogno. Senta, e che marca era questo telefonino? Allora, il telefonino era... Mi scusi, Presidente, da parte mia c'è opposizione, perché non Si fa parte... accoglie. Diciamo non... No, allora, non Non risponde. deve rispondere. Deve rispondere. Che marca era il telefonino? Senta, ma lei che necessità aveva di avere questo telefonino? Non si ammette la domanda. Signor Marchese, lei conosce una certa Cristina Reyes Desi? Non si ammette la domanda. C'è opposizione. Il pubblico ministero, se ha motivo di farselo di citare come testimone suo, è sempre libero di sottoporre alla Corte questa sua esigenza e la Corte valuterà. Conosce Katia Burzillà, signor Marchese? Presidente, c'è Non si opposizione. ammette la domanda. Senta, con Vincenzo Santapaola, nell'arco di una settimana, quante volte si vedeva? Tutti i giorni. Per quanto tempo nell'arco di un giorno? Possibilmente tutta la giornata insieme, bisogna vedere. A volte lui usciva con la ragazza, allora io rimanevo a casa da solo. E senta, nelle occasioni in cui usciva con Vincenzo Santapaola, lei aveva il telefonino? Sì, sempre da addosso l'ho avuto, sempre. E ricorda se il Vincenzo Santapaola ha mai utilizzato il suo telefonino? Presidente, c'è opposizione. Si ammette la domanda. Può rispondere. Marchese, può rispondere a questa domanda? Vincenzo Santapaola ha usato mai il suo telefonino? Questo è tutto. Sì, ho detto sì. E non l'avevamo sentito. Senta, gliel'ha mai chiesto in prestito il telefonino, il Vincenzo Santapaola? No, qualche volta sono stato io a darglielo, in cui gli dicevo tienilo perché se ne ho bisogno di te, perché essendo che lui non aveva telefono a casa, e allora io ho detto qualche volta lo tieni tu in modo che io ti posso rintracciare per poter venire a prendermi. E il Vincenzo Santapaola se l'è preso il telefonino? Sì, qualche volta l'ha preso, diciamo. Senta, lei sa per quale motivo il Vincenzo Santapaola non avesse il telefono a casa? Gliel'ho mai confidato il motivo o gli ha mai dato una spiegazione? No, cioè, così, gli ho detto una volta perché con me non avevi il telefono, ma niente, così, niente di particolare. Lei sa se il Vincenzo Santapaola possedesse un telefonino suo cellulare? Cosa, scusi? Lei sa se il Vincenzo Santapaola possedesse un telefonino suo cellulare? Il suo personale? Sì, sì. No. Senta, lei ha detto di conoscere anche il Francesco Santapaola, Sì. ricorda?
Che tipo di frequentazione aveva con il Francesco? Con me? Sì. Un ragazzo molto socievole, molto buono, scherzoso. No, dico che tipo di frequentazione? Lui? Sì, cioè si vedeva spesso o di meno, una volta al mese o non si vedeva? Ecco, che tipo di frequentazione? Lui lo incontravo qualche volta, per esempio, così, ci incontravamo così al giorno, o se no qualche volta a casa, nient'altro. Senta, si è visto fuori, ha detto, con Francesco? Qualche volta si è incontrato fuori con il Francesco? Sì, in un bar, in qualche posto così. Senta, che lei sappia, il Francesco Santapaola ha avuto mai, le ha chiesto mai in prestito il telefonino, o comunque ha mai utilizzato il suo telefonino? No, mai. Cioè lui non... mai. Lei conosce Grillo Davide? Presidente, c'è opposizione. Io non ho, intanto aspettiamo, però non ho sentito la domanda, un momentino che lo dobbiamo verbalizzare. Comunque. Come si sono messe tutte le domande? Possiamo procedere, vuole ripetere la domanda per favore? Chiedevo se conoscesse Grillo Davide. C'è opposizione. Conoscesse? Grillo Davide. No, non si ammette la domanda. Io faccio presente, Presidente, che Grillo Davide è inserito nella lista del difensore che ha chiesto l'esame del signor Marchese, quindi prendo atto che lei non ammette la domanda. Dico, prendo atto che lei non ammette la domanda, però faccio presente che Grillo Davide fa parte della stessa lista. Di questa lista qui per Vincenzo Santapaola? No, Presidente, non fa parte di questa lista, fa parte di una lista, mi scusi. Che riguarda Francesco Santapaola. Permette che chiarisco? Attendiamo il chiarimento. Una lista che all'origine ebbe a presentare quale mio sostituto processuale l'avvocato Lipera. In quella lista c'era inserito anche il Grillo Davide di cui il pubblico ministero parla, oltre ad altri nominativi che io alla fine dell'esame, ai quali alla fine dell'esame rinuncerò. Fa parte della lista, può rispondere alla domanda, si ammette. Può rispondere se conosce Grillo Davide? No, questo ragazzo non lo conosco, cioè non l'ho mai visto, questo ragazzo non lo conosco. Senta, forse ha risposto alla domanda, io mi sono distratto. E lei ha fratelli? Sì. Quanti? Allora, ho una sorella che è sposata, un fratello pure che è sposato e un altro fratello, diciamo, piccolino, 12 anni, che è, diciamo, in famiglia. E suo fratello il grande come si chiama? Vincenzo. Marchese Vincenzo. Marchese Vincenzo. Suo fratello, che lei sappia, dispone di autovetture? Sì, diciamo, sua macchina, diciamo, normale, una utilitaria, ecco. Suo fratello ha mai posseduto una Peugeot? Una? Peugeot, una vettura Peugeot? No. Che sappia no. Peugeot 205. Lei sa che vettura è la Peugeot 205? Sì, Non si ammette la domanda, non si ammette questa indagine. Mi consenta di non condividerlo, Presidente, perché queste domande hanno attinenza alla credibilità del testo. Io non vedo come bisogna fare il controesame o come bisognerebbe giungere a determinate conclusioni, Presidente, non ammettendo delle domande che durante il controesame di testi del pubblico ministero è stato fatto ampiamente da tutti i difensori.
né la Corte ha preso posizione. Allora io prendo atto di questo e che può darsi che la Corte non la tecnica e del problema non interessi o comunque non condivida la tecnica, forse il pubblico ministero è sprovveduto in merito. Non ho altre domande. Domande? No, Presidente, devo fare una domanda io. Prego, scusi. Lei ha detto che uscivate in macchina con Vincenzo Santapaola. Sì. Con quale macchina uscivate? Bisogna vedere, perché lui non possedeva nessuna macchina, in cui se a volte gliela prestavano qualche macchina o la macchina della mamma, diciamo, buonanima, o se no una macchina così della sorella. Non ricorda che tipo di autovetture fossero queste? In genere una macchina che in quel momento potevamo uscire, cioè non c'era un tipo di macchina ben precisa. Mi scusi, Presidente, io chiedo di porre questa domanda che secondo me attiene alla credibilità del test. Dalle indagini che sono state condotte e i cui esiti sono già acquisiti anche al dibattimento, risulta che suo fratello Marchese Vincenzo è stato intestatario di una autovettura Peugeot di color grigio chiaro targata CT 92 54 66. Ora, lei poc'anzi ha detto che suo fratello non ha posseduto una macchina di questo tipo. Io credo che sia importante chiarire questo punto, indipendentemente dal fatto che lo stesso possa fornire oggetto di un capitolato a parte che il pubblico ministero si riservi. Non condivido questa sua opinione, pubblico ministero. Sì, ho capito che non la condivide, Presidente, però io dico la domanda di fronte a questa contestazione, cioè di fronte, che non è contestazione in senso tecnico ovviamente, io vorrei sapere e vorrei che la Corte mi mettesse nelle condizioni di poter chiedere al test perché di fronte ad un accertamento di polizia giudiziaria dal quale risulta che il fratello è intestatario in un'autovettura, il signor Marchese Alfio oggi ci venga a dire che suo fratello non è titolare di quella macchina. Se di fronte a questo tipo di contestazione in senso non tecnico il test vuole rispondere, se la Corte consente. No, non ammetto la domanda. Lo chiediamo al fratello se c'ha una Peugeot, non è tenuto a sapere. Lei ha detto... Mi scusi, posso dire una cosa spontanea? Dopo, quando avremo finito. Lei ha detto che addirittura in certi periodi dava lei i soldi a Santapaola Vincenzo perché era in difficoltà economiche. Ci vuole chiarire queste difficoltà economiche e quali erano le somme che lei dava al signor Santapaola Vincenzo? Benissimo, io non è che davo dei soldi, allora gli dicevo tieni. Lei l'ha detto? Sì, nel senso davo quando noi uscivamo, per esempio non avevo i soldi, possibilmente mancava la benzina, mettevo io la benzina, se no andavamo a mangiare qualcosa pagavo io. Cioè, nel senso i soldi così, non che davo dei soldi a lui. Qualche volta è capitato che così, qualche cosa così ce l'ho data, nel senso che lui si trovava senza soldi. Lei che pensione ha? Qual è l'importo mensile della sua pensione? Diciamo di 1 milione e qualcosa. E i suoi genitori che attività svolgono? Mia madre è casalinga e mio padre, diciamo, lavora così santuariamente come carpentiere. Presidente, non so, stava facendo delle dichiarazioni spontanee, se no poi... L'avvocato Napoli ha finito? Sì. Altre domande? Una sola, se lei la Avanti, si accomodi. Suo fratello ha la Renault 5 grigia? No. Non l'ha mai
io, se mi permette, Ora avvocato, volevo dire una cosa, riguardando in merito al discorso della Peugeot che il magistrato mi contesta, mi dice, io non è che so se mio fratello acquista una macchina, cioè mio fratello non l'ho mai visto con una Peugeot intestata, non l'ho mai visto guidare una Peugeot, per cui non è che posso dire sì o no. Io dico le cose in realtà come stanno, questo voglio dire. Il signor Sì, Marchese. sì, Presidente, poi mi metto in lista, vorrei fare un'altra domanda. Qual è la domanda al pubblico ministero? Io credevo veramente che l'esame fosse finito. Vediamo qual è quest'altra domanda. Lei, visto che nel capitolato di prova c'è scritto che soleva spesso accompagnare il Santa Paola Vincenzo, lei ha mai accompagnato il signor Santa Paola Vincenzo nel supermercato Super S o in un deposito vicino Via delle Olimpiadi? Presidente, Non si ammette la domanda. Altro? Nient'altro, Presidente. Può andare, signor Marchese. Grazie. Teste, signor Panebianco, dovrebbe introdurre il signor Nicolosi Maurizio, mi pare che si chiama. È l'ultimo test? Ci sono altri testi? Altri 5? Altri 5 ce ne sono. Io. Certo, l'abbiamo recuperato, però è veramente un atteggiamento che non soltanto la questa è una bella cosa. Se è comodo, signor Nicolosi. Lei è il signor Nicolosi Maurizio, deve leggere la forma del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì, ascolti le domande dell'avvocato Napoli. Senta, signor Nicolosi, lei L'identificazione. Mi sfuggiva, sì. E allora Nicolosi Maurizio nato? A Catania, il 13/5 del 66. E dove risiede il signor Nicolosi? Daci Castello, Ficarazzi. Via? Olivo San Mauro, numero 5. Va bene. Senta, signor Nicolosi, lei ha precedenti penali? No, Processi in corso? no, nessuno. Lei conosce Vincenzo Santapaola? Sì. Ci può dire come e dove l'ha conosciuto? Ci siamo conosciuti diversi anni fa, non le so dire con precisione l'anno perché ci siamo conosciuti al Banacchier. Lei frequentava il Banacchier? Sì. E Vincenzo Santapaola pure? Sì. Eravate con altri amici? Ma ragazze, amici, cioè in un locale grande, normale, che più che altro si passa una serata per bere qualcosa, per stare in compagnia. Dico, come l'ha conosciuto? Gliel'ha presentato qualche suo amico, qualcuno? No, è normale che frequentando un locale ti vedi una sera, ti vedi un'altra sera, poi scambi 4 chiacchiere.
Lei frequenta abitualmente quindi il Banachera in estate? Ma diciamo che quest'anno non ci sono ancora stato, comunque No, sì, è un locale che viene frequentato non da me, ma diciamo da tutti i catanesi. No, ma non è anche un'offesa, signor Nicolosi, No, perché io sto tanto lo frequento precisando. anch'io. E dopo questa conoscenza si è instaurata un'amicizia Sì. tra lei e Santa Paola? Sì, sì, sì. Per quale motivo? Ma perché a me piacciono i cavalli, a Vincenzo gli piacciono i cavalli ed è nato questo rapporto, diciamo, ci siamo frequentati, abbiamo preso la palla in balzo frequentandoci perché avevamo l'amore per gli animali insieme, ecco. E senta, lei ha un cavallo suo? Sì, cioè in questo momento purtroppo no. No, io parlo sempre di quei periodi. Sì, di avevo quegli anni. due cavalli. Due cavalli. Più qualche altro cavallo che lo tenevo lì a casa mia, all'Hippo Club. E questi cavalli due invece dove li teneva? Sempre lì, sempre all'Hippo Club. All'Hippo Club Sì. che si trova? Si trova in via Oliva San Mauro numero 5. Ficarazzi. A Cicastello, sì, Ficarazzi a Cicastello. Quindi c'è un maneggio lì. C'era un maneggio, ora è rimasta solo la struttura. E c'erano parecchi cavalli in questo Sì, maneggio? sì, sì. Santa Paola aveva un cavallo suo anche là? Ma io posso dirle che Vincenzo li accudiva anche, infatti passava le giornate accudendo i cavalli, mantenendo le stalle in un certo modo, pulite, e non mi ricordo con precisione come il termine adatto, comunque faceva della terapia per la schiena ai bambini, c'era una bambina che veniva, aveva dei problemi alle spalle, non mi ricordo come. Scusi, il termine. chi la faceva questa terapia? Enzo gliela faceva fare a sta bambina. A questa Sì, bambina? sì, sì. E lui passava giornate intere. Cioè, Veniva retribuito per questa sua attività? No. Quindi era un hobby? Sì. Ma andava anche lui a cavallo a volte? Sì. Lei sa se lui ha partecipato a delle competizioni? Sì. Ha partecipato? Sì. Addirittura portava anche uno dei miei cavalli, Ugo di Ambelia, che oggi purtroppo è morto da un po'. Comunque ci sono dei trofei che ha portato a casa, E a casa mia. Competizioni a Catania o anche fuori Catania? Catania e anche fuori, anche in Sicilia. Lei partecipava pure a queste competizioni? Io andavo a vederlo. È del 66 o 67? Quindi lui diciamo che faceva anche da istruttore in questo maneggio? Sì. Ed era Cioè non diciamo, lo faceva, in effetti era sempre presente e si allenava anche per partecipare alle gare. Senta, questo maneggio era frequentato da pregiudicati? No signore, no, non veniva mai nessuno, venivano solo ed esclusivamente le persone che o andavano a cavallo o frequentavano il posto, ma persone normalissime, addirittura venivano anche qualcuno della forza dell'ordine, quindi. Senta, ma era frequentato da molta gente questo maneggio? Guardi, era frequentato da gente, ma non. Cioè venivano magari orari che io non c'ero, nel senso che dando le lezioni lei mi insegna che si ha un orario, ad esempio inizia alle 4 e dura un'ora la lezione, poi quindi. Quanti cavalli c'erano in totale, lo sa? Sette, 8 cavalli. C'erano altri istruttori oltre Vincenzo Santa Paola? Sì. Quanti? C'era la ragazza di Enzo, fra l'altro era lei che
diciamo, allenava il mio cavallo Ugo di Ambelia per fare le gare, infatti era l'amazzone di Ugo. E poi altri istruttori? Qualche volta veniva una ragazza che fa l'istruttrice, non mi ricordo purtroppo come si chiama. Lei lo frequentava costantemente questo maneggio? Io? Sì. Sì, sì. Quindi vi vedevate, lei con che frequenza lo vedeva a Santa Paola Ma Vincenzo? Enzo era sempre al maneggio, Enzo passava giornate intere, le ripeto, addirittura faceva... Cerchiamo di quantificarlo. Nell'arco dei 7 giorni, quanti giorni veniva? Ogni giorno, perché aveva sempre qualcosa da fare, qualche miglioria da apportare al maneggio, alla struttura, perché faceva tutto lui. Veniva da solo o in compagnia? No, veniva da solo con la ragazza. Non aveva altre compagnie? No. Presidente, non ho altre domande, grazie. Pubblico Ministero. Signor Nicolosi, lei di che cosa si occupa, oltre che appunto questo hobby dei cavalli, che attività svolge? Mi scusi, può ripetere la domanda, perché cercavo chi stava parlando. Sì, no, le ho chiesto che attività lavorativa svolge. Io? Sì. Io faccio l'attore. L'attore? Sì. E dove recita? Allora, ho recitato per il Nuovo Teatro a Catania, facevo il dialettale, e poi ho fatto un paio di film, quindi nel cinema guadagni un po' di più e cerchi di sostentarti. Adesso a settembre... Tipo che film ha fatto? L'ultimo che è andato nelle sale cinematografiche è stato Le Buttane, è andato al Festival di Cannes, adesso a settembre uscirà La Lupa di Gabriele Lavia e Nerolio, sempre di Grimaldi. E poi quando giustamente sto un attimino senza far niente, perché il lavoro, questo è un lavoro un po' particolare, ci sono periodi che sei più impegnato, periodi che Cioè in questi film ha avuto il ruolo di protagonista oppure un ruolo... No, protagonista no, comunque nella Lupa ho fatto 28 pose, un bel personaggio. E poi vivo con mia madre, quindi mia madre è pensionata, ringraziando il buon Dio quando non si ci arriva. Il signor Raffaele Nicolosi è suo parente? No. Uno di Paternò? No. Non ho altre domande, Presidente. Avvocato, per altre domande può andare, signor Nicolosi. Grazie, buona giornata. Allora, facciamo mezz'ora di sospensione. Prima, sono sempre 5 i testi rimanenti, non sono aumentati nel frattempo, no. Allora facciamo mezz'ora di sospensione e poi sentiamo questi altri 5. Volevo dire all'avvocato Gulisano. Presidente, quanto ha detto sospensione? Quanto ha detto di sospensione? Mezz'ora. Dunque, avvocato Gulisano, i suoi testimoni domani. Invece dell'avvocato Brandini, che è impossibilitato a presenziare domani oppure mai più, avvocato Gulisano. C'è lei è con difensore, l'avvocato Trantino se ha altri impegni si fa i suoi impegni, a me non mi riguarda. Lo stesso discorso per quanto riguarda l'avvocato Lipera, dirà al suo collega, dov'è l'avvocato Lipera? Avvocato Signorelli, che il congruo anticipo per la recitazione nessuno glielo può accordare, o viene domani o martedì lo faccio accompagnare, gli telefono. Presidente, mi perdoni, ma in questa fase il Signorelli non è collega, è un testimone, quindi io non ho rapporti da dico, se lei ritiene che per il rapporto di colleganza gli vuole telefonare, dato che è testimone suo, bene, altrimenti io ne rispondo all'accompagnamento. Presidente, io in questa fase gradisco tenere rapporto istituzionale e basta. Va bene. Scusi, l'avvocato, volevo segnalare solo per il verbale che c'erano inseriti nella lista presalata ai tempi dell'avvocato Rivera altri 3 testi, ai quali io rinuncio. Ma erano per oggi, avvocato? Come dice? Erano segnati. Per oggi? Credo di sì, tutti per oggi erano segnati questi, sì. Vuole i nomi? Sì. Allora, Presidente, si tratta di Ragusa Salvatore, di Interlandi Antonio e di Grillo Davide.
Sono 3 testi presentati nella lista dell'avvocato Lipera, allora il mio sostituto processuale, e per i quali io rinuncio. E gli altri? Nicolosi Maurizio, l'abbiamo sentito? Gli altri 2, Nicolosi Maurizio e Marchesiano, erano anche nella mia lista. Va bene. Va bene? Presidente, allora alle 15 riprendiamo. Presidente, mi scusi, il programma è soltanto su questi 5 testi e stop o ci sono altri testi? No, pare che ce ne siano soltanto 5. Quindi facciamo mezz'ora così, pausa sigaretta e poi riprendiamo, sentiamo queste 5 persone e ce ne andiamo. Avvocatessa, lo chiedo al pubblico ministero un momentino. Che io oggi non faccio domandare niente. Avvocati, i suoi testimoni dove sono? Stiamo comodi, stiamo comodi. Allora, avvocato Lipera, quale testo introduciamo? Presidente, manca il pubblico ministero. Sta arrivando, non si preoccupi. Il tempo che arriva il testimone arriva anche il pubblico ministero. Presidente, possiamo seguire l'ordine? Piscitello Giuseppe. Piscitello Giuseppe. Questa è la posizione Lorè. Sì. Presidente, ne approfitto della pausa per dire, se ho la parola, Sì. stamane era stata ammessa anche disposta la citazione dei testi Blancato, imputato Blancato. Sì. I testi erano, perché c'era stata soltanto una parziale ammissione della lista, i testi erano il ragioniere Leonardi Salvatore, il signor Greco Gaetano, l'avvocato Giuseppe Sciacca. Per quanto riguarda Leonardi Salvatore e Greco Gaetano, questa difesa vi rinunzia formalmente perché sono stati già sentiti, essendo stati testi indicati anche dall'accusa, e la difesa ha fatto il suo controesame, quindi ci rinunciamo. Rimane l'avvocato Giuseppe Sciacca, avvocato del Foro di Catania. Noi abbiamo provveduto a citarlo. Materialmente non mi è stato restituito dall'ufficiale giudiziario l'originale di notifica. Presumo che sia stato notificato. Io ne ho sentito l'avvocato Sciacca, ovviamente, quindi non so, io chiedo un altro giorno magari per recitare l'avvocato Sciacca. Veda se lo può portare, cioè se gli può dire di venire domani. Se non ci sono formalismi, senz'altro, Presidente, grazie. Vabbè. E allora, prego.
Allora, lei è il signor Piscitello Giuseppe e vuole leggere la forma del giuramento, signor Piscitello. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con le mie deposizioni, mi impegno di dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Sì, le sue generalità complete, per favore, con la luogo, la data di nascita e luogo di residenza. Piscitello Giuseppe, nato a Gangi 2562, residente a Catania, via Proliberato numero 7. Ascolti le domande dell'avvocato Lipera alla sua destra. Sono qua. Signor Piscitello, lei che lavoro svolge? Il rappresentante presso la Commissione Europea. Da quanto tempo lavora alla torrefazione europea? Dall'87. 87. La sua attività in che cosa consiste? Cosa fa lei quotidianamente? Diciamo che faccio il piazzista, mi impegno ad andare a prendere qualche cliente nuovo sulla zona in cui mi occupo io. E in quale zona si occupa lei? Io faccio la zona di Taormina, Giardini, Adrano, Bronte, Catania e Paese Tennei. Senta una cosa, lei è stato mai interrogato dai carabinieri, dalla polizia, dalla Guardia di Finanza, dai pubblici ministeri? No. Lei sa se la Guardia di Finanza negli anni 90 fece un blitz nella torrefazione? Nel 90? Sì. Ce ne può parlare? Per quello che lei ricorda, per quello che lei conosce di questo fatto? Guardi, io non ricordo, diciamo, che non mi hanno fatto nessuna domanda a me. L'unica cosa che diciamo che c'era un maresciallo che era nella stanza del signor Salvo Lorè, che giornalmente lavorava là. Però quindi sono venuti i finanzieri per fare delle verifiche? Sì, esattamente. E quanto tempo sono stati, se lo ricorda? Più o meno un anno. Un anno. Lei si ricorda se questo maresciallo era il maresciallo Aronica? Non glielo so dire perché non l'abbiamo mai avuto. Non ne avete mai parlato. Senta una cosa, da quando è entrato lei? Sì. Lei è ancora dipendente della Lorè? Sì. Perfetto. Da quando è entrato lei ha potuto constatare aumenti di fatturato, incrementi di clientela? Sì. Da quanto riguarda la mia zona, sì. Quindi lei si occupa essenzialmente della sua zona? Sì, certo. Ecco, può narrare alla Corte gli incrementi di clientela, di fatturato dall'87 a oggi? Specificatamente non le saprei dire, ma io penso che un 10% in più del fatturato penso che sia stato incrementato. Quando? Un 10% in più. Sì, 10%, ovviamente siccome dall'87 a oggi è 96, no? Sì. Sono in discussione circa 9 anni di azienda. In questi 9 anni cosa è accaduto nella sua zona per quello che le ricorda? Lei sta parlando dall'87 a oggi o Dall'87? dal 90? No, dall'87 a oggi. Lei mi ha detto che è entrato nell'87. Io quello che le posso dire è che uscivo la mattina e mi ritiravo anche alle 11 di sera per andare a pigliare clienti nuovi. Oggi posso dire che sulla mia zona, diciamo, ho poco tempo disponibile sulla zona di Taormina per andare a pigliare clienti nuovi perché, diciamo, ho un buon mercato e faccio il piazzista in quella zona, tutto è un periodo, diciamo, che posso fare solo il piazzista oggi. Però di tanto in tanto qualche cliente nuovo che piace il nostro prodotto. Ancora ad oggi, nel 93, lei sa che i signori Lorè sono stati arrestati, no? Lei sa che l'azienda è stata posta sotto sequestro? Sì. Cosa è successo dal 93 ad oggi? Sommariamente, in 2 parole. Lei ha continuato a fare la sua attività regolarmente?
Ho preso altri clienti nuovi. E senta una cosa, visto che il signor Lorre, parlo il padre, no, il cavaliere Lorre, e il figlio sono stati arrestati, diciamo, l'azienda chi l'ha gestita, chi l'ha presa in mano? Il dottore Bruno. Il dottore Bruno come amministratore dell'autorità giudiziaria. E c'è qualche familiare in particolare che si occupa attivamente? Sì, la signorina Rosanna Lorè. Va bene, per adesso nessun'altra domanda. Pubblico Ministero? Senta, lei ha parlato prima dell'amministrazione giudiziaria che si è avuta poi successivamente agli arresti dei signori Lorre, di un periodo in cui vi è stato un incremento dell'attività Lorre, così? Per quanto le riguarda, per la sua attività di rappresentante, in che misura si è avuto questo incremento con riferimento alla sua stessa attività? Lei si riferisce dal 93, diciamo dopo... Io mi riferisco a prima dell'amministrazione giudiziaria. C'è, dal punto di vista lavorativo, lei dice... Non ho capito, mi scusi. Lei cosa fa? Il rappresentante, sì. Quindi lei era addetto anche all'acquisizione di nuovi clienti, così? Certo. Mi è sembrato di comprendere. Lei ha detto che vi è stato anche un periodo antecedente all'amministrazione giudiziaria. Le chiedevo, per quanto riguarda la sua persona, la sua attività, in che misura vi è stato questo incremento? Cioè in che percentuale vi è stato questo incremento? Nella mia zona? Ha risposto però a questa domanda. Io posso dire che ho avuto un incremento del 10% più o meno. Lei come? Io parlo della mia zona. Della sua zona. Della mia zona. Che altri operavano nella sua zona? Altre persone? Sì. Nessuno. E senta, mentre chi era addetto alle altre zone, cioè come era ripartito il lavoro fra voi? Fra i rappresentanti, diciamo, della sua Diciamo che ognuno ha la sua zona. E quanti sono questi rappresentanti? 1, 2, 3, 4. Chi sono i nomi dei rappresentanti? C'è il signor Sicali, il signor Esposito, il signor Porto, e poi c'è un concessionario sulla zona di Agrigento. Senta una cosa, e questi, per quanto riguarda le altre zone... Se lo vuole sapere c'è un'altra persona nuova da un paio di mesi. No, parliamo sempre del periodo prima dell'amministrazione giudiziaria. Senta, queste persone, che lei sappia, hanno anche determinato un incremento di attività e in che misura? Cioè, la sera si parla in ufficio, ho preso un cliente nuovo, sono soddisfazioni, diciamo, che per le circostanze in cui ci troviamo. Non sto parlando di adesso, parlo di prima dell'amministrazione giudiziaria. Sì. In che misura, dico, c'è stato questo incremento? Di percentuale non lo so. Diciamo. Senta, mentre il Lorre Salvatore di cosa si occupava all'interno dell'azienda? Diciamo si occupava di noi come rappresentanti. Infatti era molto dedicato sulla nostra vendita, il signor Salvo Loresi, usciva anche con noi, si occupava anche dei nostri clienti. E poi aveva anche un'attività di coordinamento per quanto riguarda i rappresentanti, oppure era... Sì, anche. Senta, Campanella Calogero lo conosce? Campanella Calogero? Sì. Quando l'ha conosciuto? 90, mi pare 91. 90 o 91? Mi ricordo la data precisa. Come l'ha conosciuto? È stato presentato come l'ispettore d'azienda. E senta, lei poi l'ha visto all'interno dell'azienda mai il signor Campanella? Sì, la mattina certe volte, che quando io arrivavo, non poteva succedere che io arrivavo in azienda, andavo io presto e non ci si vedeva, Senta, ma lei ha avuto rapporti, lavorativi per la vostra attività con il Campanella? Lei direttamente? No. L'ispettore che cosa doveva fare? Cioè di cosa si occupava materialmente? Opposizione, Presidente. Rispondo. Può rispondere. Cioè un ispettore, hai detto era ispettore. Qual è la funzione? Cioè, in che cosa consisteva questa attività all'interno dell'azienda? Si occupava delle vendite, poi con noi, se ne parlava con il signor Lorè,
per quanto riguarda se aveva un problema fuori con un cliente, Cioè, mi problemi di caffè. mi faccia capire, io soltanto per intenderci, lei ha mai avuto rapporti diretti con il signor Campanella Calogero che faceva l'ispettore? E può magari dare qualche indicazione, se è un fatto a suo noto, circa attività materialmente espletate, che le risultano materialmente espletate dal signor Campanella all'interno dell'azienda? Ma su quale punto di vista, diciamo? Non lo so, lei ha detto era ispettore, ecco, lei ha avuto modo mai di, per una qualsiasi ragione, di avere, o lei direttamente, o di vedere il Campanella dare disposizioni, attenzionare qualche... Senta, il signor Campanella dove stava all'interno dell'azienda? Diciamo in ufficio era... Aveva un ufficio suo o stava così? No. Dove stava? Diciamo, io lo vedevo in azienda, quando, ripeto a dire, non ci si vedeva tutti i giorni, perché quando arrivavo io la mattina alle 8 caricavo la macchina, andavo via, facevo la bolla regolarmente e andavo via. C'erano giornate in cui io non lo vedevo. Senta, mi vuole fare capire questa attività dell'ispettore all'interno dell'azienda? Cioè, che faceva? Come carica? Cosa doveva fare l'ispettore? Se è a sua conoscenza, per carità. Diciamo, io come carica di ispettore, diciamo, era interessato alle vendite, penso. Cioè, no, pensa, ecco, per capire questa carica, cioè, lo pensa lei oppure è una cosa che sa? O qualcuno le ha detto? No, qualcuno l'ha detto, no. Diciamo, si interessava alle vendite, nel senso, diciamo, io se avevo un problema me ne esponevo il problema mio, allora, lo esponevo io con il titolare, il signor Lorè, salvo che si occupava di noi. Ah, quindi lei non ha mai esposto il problema al signor Campanella? Ho capito. E quindi fino a quando l'ha visto in azienda il signor Campanella? Come anno? Presidente, chiedo scusa, il test Piscitello non è test a discolpa del signor Campanella? Se c'è opposizione, si accoglie l'opposizione. Beh, io vorrei far rilevare che il capitolato sul quale deve rispondere il signor, come si chiama lei, Piscitello Giuseppe, è il seguente: i quali sono i testi del signor avvocato che poc'anzi ha fatto l'esame, i quali potranno riferire sui fatti contestati e in particolare sull'attività espletata quali rappresentante negli anni passati, eccetera, quindi sui fatti contestati. Io ritengo di poter controesaminare legittimamente su questi punti. Sino a questo punto infatti non abbiamo fatto osservazioni. Se dobbiamo rientrare nella posizione specifica di Campanella Calogero, mi pare che siamo fuori tempo. Chiedo scusa Presidente, non ho compreso. Se dobbiamo entrare nella posizione specifica di un imputato diverso da quello per cui è stato citato il test, siamo fuori tema. Ed è un'opposizione da cui non era legittimato in ipotesi l'avvocato Lipera, ma da cui è legittimato il difensore dell'imputato di cui stiamo parlando. Ma i fatti contestati riguardano proprio l'attività del signor Campanella all'interno della torrefazione, il ruolo ricoperto all'interno, anche perché teniamo conto del tipo di imputazione che hanno i signori Lorrè in questo processo. Assolutamente questo riguarda. Vuol dire che allora che io magari mi sto occupando di un altro processo, signor Presidente. Signor Pubblico Ministero, tra Campanella e Lorrè. E sino a questo punto siamo stati in questo tema. Se cominciamo a parlare di cosa faceva e cosa non faceva il signor Campanella, siamo fuori tema. Comunque, non ammetto la domanda. Non ricordo qual era la domanda che avevo fatto che lei non ha messo, Presidente. La ripropongo. Fino a quando ha visto all'interno dell'azienda Lorrè il signor Campanella? Lei vuole sapere come anno? Sì. Non me lo ricordo. Non se lo ricorda. Cioè, quante volte lei l'avrà visto all'interno dell'azienda Lorrè il signor Campanella? Nel momento Presidente, in cui chiedo scusa. No, scusate perché sennò... Siamo nuovamente sulla posizione del signor Campanella. Ancora la domanda, Pubblico Ministero, me la ripeta per favore. Quante volte ha visto all'interno dell'azienda Lorrè il signor Campanella? Non si ammette la domanda. Signor Presidente, il collegamento con l'azienda Lorrè mi sembra... Ha risposto su questo, ha detto il signore, perché lo devo interpretare io, ha detto che se aveva un problema per le vendite non si è mai rivolto al signor Campanella, bensì sempre al signor Lorrè, e così ha detto così, o sbaglio? Scusi Presidente, io voglio dare lettura di altra parte del capitolato che riguarda la persona in questione, poi magari l'avvocato mi dirà
se un capitolato predisposto dallo stesso. Dicano i signori testimoni degli eventuali rapporti intercorsi tra essi e il Campanella Calogero, nell'eventualità se il predetto Campanella li abbia mai obbligati, utilizzando metodi intimidatori o violenti, ad acquistare i prodotti della torrefazione Lorre. Presidente, mi permetto di interloquire sul punto. Questo capitolato non è stato ammesso dalla Corte e infatti c'erano indicati 2500 testimoni e la Corte non ha ammesso né il capitolato né i testimoni, quindi non ha fatto ingresso nell'ordinanza ammissiva. Io lo trovo strano che non abbia fatto ingresso, ora magari non ne ho contesto, io ho questo capitolato che riguarda la sua posizione. Comunque questo per fare capire qual era l'argomento che dovevamo trattare. Sì, ma io ogni modo non ha altre domande il pubblico ministero. Io completo il mio esame, Presidente. Senta, signor Piscitello, la sua clientela come trovava il prodotto della torrefazione Lorre? Ottimo. E questo è il motivo per quale i clienti acquistavano il caffè Lorre? Io le posso dire che ci sono clienti miei, diciamo, nel senso, diciamo, che li ho acquistati, diciamo, nella mia zona, non degli altri rappresentanti, che mi dicono giustamente, è venuto un mio cliente, diciamo, un amico mio che ha un locale, se ci vuoi andare, ci ha provato a degustare il vostro prodotto, se ci vai là, diciamo, che vuole prendere il vostro caffè. Perché, diciamo, è un prodotto che qualitativamente è un buon prodotto. Senta, signor Piscitello, le risulta se qualche cliente ha subito minacce o pressioni? C'è opposizione alla domanda. Per fargli acquistare il caffè Lorre? No. Non si ammette. Comunque il signor Piscitello deve aspettare prima di rispondere, aspetti prima di rispondere alle domande. Non si precipiti, Piscitello, Signor Piscitello, in azienda, gli uffici, chi è che ha la stanza? Chi aveva la stanza? Perché ora non... Il signor Filippo Lorre aveva la sua stanza? Il signor Salvo Lorre aveva la sua stanza? A parte questi due signori, chi altri ha la stanza? Noi abbiamo la stanza nostra come rappresentanti dove facciamo i conteggi, poi c'è la stanza delle segretarie e basta. Va bene, nessun'altra domanda, Presidente. Possiamo licenziare il test? Può andare, signor Piscitello. Test successivo, il signor Sicali. No, quello era ispettore, non si è capito che carica le cose che come... Avvocato Lipera, questo signor Sigali, su quale capitolato risponde, posto che ce ne sono alcuni ammessi e non ammessi? Dottore Marino, è sul secondo, no? Cioè sul secondo quale sarebbe? Perché io, fra l'altro, ammetto di non ricordare l'ordinanza della Corte. Io ho l'ordinanza. Non sarà una grave colpa. Io qui l'ho estrapolato l'ordinanza, quindi volendo prendo la parte. In pratica, se lei ha la lista, ecco, pagina 17, udienza 4 novembre. La Corte dispone, per quanto riguarda gli imputati Lorre Filippo e Lorre Salvatore, è stata chiesta la esclusione di tutti i clienti, eccetera. Si osserva che lo Stato non si coglie la pertinenza e che scusi un attimo, e quindi ultimo rigo dice si ammettono i
testi di cui al punto 2 della lista che fa riferimento all'attività lavorativa degli imputati. Se noi prendiamo la lista abbiamo un primo punto che ho ritenuto non ammesso e su cui c'erano indicati questi 2500 testi. Il punto 2 sono il Piscitello, Sicali, Esposito eccetera, il capitolato in calce dopo la lettera F, Zito. Ci siamo? Sì, quindi deve rispondere sui fatti contestati. Su questo capitolato. No, per capire cosa vuol dire sui fatti contestati, perché può darsi il pubblico ministero non conosca bene l'italiano e non si renda conto. Se stiamo parlando di altro, non lo so. Quello che scrivono loro per i pentiti, fatti contestati. La stessa cosa che indicate voi altri nei vostri capitolati, l'ho inteso in questa... e la Corte del resto lo ha ammesso. Ma perché sui fatti contestati può essere oggetto così di interpretazione questo. Signor Sicali Giacinto, vuole leggere la forma del giuramento, per favore. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Le sue generalità complete, signor Sicali. Prego? Le sue generalità complete di luogo, data di nascita e luogo di residenza. Sicali Giacinto, nato a Catania, 11/6/62, via Poglieriera 40, Mascalucia. Sì, ascolti la domanda dell'avvocato Lipera che è alla sua destra. Sono qua. Signor Sicali, lei che attività lavorativa svolge? Sono piazzista della ditta Lorenzo. Da quanto tempo? Da circa 10 anni. Da circa 10 anni. La sua attività in che cosa consiste? Consiste nel procacciare clienti e nello stesso tempo di consegnare il caffè. La sua clientela come trovava il prodotto della torrefazione? Buono, ottimo, di buona qualità. E quindi secondo lei questo è il motivo per cui i clienti della torrefazione acquistano i loro prodotti? Certamente, questo è uno dei motivi principali, perché oltre alla qualità diamo un buon servizio di assistenza rispetto alla concorrenza. Le risulta se qualche cliente ha subito minacce? Signor Sicali, si giri, in modo... C'è opposizione a questa domanda? Scusate, avvocato. si giri in modo da mettersi, da guardare... Presidente, vorrei interloquire su questa opposizione. Ecco, ora si sistemi il microfono più vicino. Così non abbiamo fatto niente. Grazie. Il microfono, per favore, lo sposta, signor Conebianco, lei, no, con tutti e tre i piedi, più in fondo, fino a domanda qual è? Allora, la domanda è... La domanda è il pubblico ministero. La domanda è la sua, sì. La mia. Ho chiesto al teste se fosse a conoscenza del fatto che qualche cliente ha subito minacce o pressioni per fargli acquistare il caffè. Può rispondere. Per quanto mi risulta, no. Prima, Presidente, la stessa domanda con l'opposizione del pubblico ministero che rimaneva, lei non ha messo la Non l'ho domanda. capito il pubblico ministero, posso dire. Senta, lei conosce Campanella Calogero? Sì. Le risulta che avesse lavorato presso la torrefazione Lorraine? Sì. In che periodo? Ma l'anno di preciso non mi ricordo, comunque 3-4 anni fa, non mi sto ricordando di preciso. Senta, lei ricorda quando la Guardia di Finanza fece un blitz nella torrefazione? Sì. E in che periodo fu? Circa nel 90 mi pare. E per quanto tempo la finanza? Ricorda se la finanza rimase? Sì, per parecchio tempo, oltre un anno penso. Per fare cosa? Degli accertamenti, verifiche penso.